Per la seconda volta in poco più di una settimana è allerta rossa. Secondo le rilevazioni dell'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto, a Treviso torneranno perciò i blocchi alle auto. 12 sforamenti consecutivi con picchi sopra i 120 mg per metro cubo portano il capoluogo della Marca ad essere il più inquinato del Veneto. Sì, siamo tornati all'allarme rosso, rispetto all'allarme arancio entreranno anche gli Eurodiesel commerciali Euro 4 dalle 8.30 alle 12.30. Purtroppo questa situazione continua a causa della mancanza di pioggia, la piovosità è molto bassa e quindi siamo al di fuori degli sforamenti previsti. Si procederà con i blocchi, chiaramente la Polizia Municipale sta verificando quelle che sono le persone che entrano all'interno della città, valgono le deroghe che valevano anche prima, non è assolutamente cambiato nulla, quindi chi aveva una deroga prima vale anche adesso e cercheremo come sempre di alleviare al massimo quello che sono i disagi dei cittadini. Il mese di gennaio verrà ricordato per i 26 sforamenti su 31 giorni. Febbraio non sembra migliore. Per dichiarare chiusa l'emergenza PM10 e ritirare l'allerta rossa sono necessari infatti almeno 2 giorni consecutivi al di sotto dei 50 microgrammi. Se non pioverà nei prossimi giorni è difficile possa cambiare il quadro della situazione. Tecnicamente il prossimo momento di controllo sarà venerdì e quindi sicuramente tranne caso di piovosità improvvisa, ma il generale Iannicelli non ci ha comunicato ancora nulla, non succederà niente, quindi venerdì l'ARPA farà una valutazione e ci dirà se proseguire o meno.